Dopo erano anche i giochi di inverno, per esempio. Andare tre divertimenti, però era più un lavoro che non gioco. Però per noi era gioco. Che di là con la nonne o con la Mari, da una famiglia che altre, per esempio, i signori fanno a casa me, a cosa lei fa lui? O se no a sfoare le panolis. Si poteva uscire la sera, che di solito televisione no, radio neanche. Ti mettevi già a 6 anni a guidare, a fare il calciut, e poi la via con le nonne, e dopo tu sei nonno, e venivi in viaggi sfruzzi, no? Potevi chiacchierare, potevi essere in compagnia, insomma. Dopo magari facevi le castagne a un certo momento, no? Perché il paron diceva, vesto tu, vesto là, Io poi come nonno non la calava ieri anche io, automaticamente, che poi una sera è stato il terremoto, che stava in sfoando le panolis, e dopo si è restati a dormire con i parons, da paura di la casa. 4 novembre, mi pare dal 56. I materassi una volta si faceva in casa. E si comprava la lana e si la sfilava. Che la comprava aveva no, con le macchine tutta a mano, no? E lì le compagne venivano in disegno le persone anziane, come disegno favelle di menone, perché però andare a altre nonne che portavano il nevoto, no? E anche per stare un po' in compagnia. E dopo veniva l'addetta ai lavori che cuciva proprio il materasso. E io mi visi dal materasso, quando mi faccio a casa mia, che hai in a casa, ma non che hai l'originale, ce l'ho, tanto per le guselle per il materasso, perché è fatta così. Cosa fa così? E dopo anche come che di là in davanti torna in da ora. Lo hai in presente, diciamo che si faceva la cucitura del materasso.